Dai, non ti spaccio delle frasico! Tu ti spaccia, non siamo ritorno, però tu! Oh signori, hai la creatura! Andiamo a aspetta, spaventa la circolazione! E successo, che vergine, per umano! Anche tu, chi bianco! E da creatura cercavo di dire giù, cercavo di dire giù. Oh, non vado no, e te sai, ti spiego fatto come eri tu. Ma tu sai che stai insegnando l'onore della figlia. A tutti gli dai a me, mio marito, e ce ne caccia. E un'epoca, oi, andiamo a palattare, ma ci metto pure le creature. Che può fare, Concetta? Che può fare? Sono le cose della vita, ognuno va sul suo guaio. Puoi ridarla con gli così, la voglio più la Ma come sono brevi? Ehi tu! Sei solo? Voi state qua! Io a voi stavo aspettando. Venite avanti, prego, venite. E che cos'è questo tono di scritto? Attento a te, ma scalzo! A comincia a calescelle, capito? Lasciate una martellata pronto, Hai ragione che sono da solo e senza seguito, per non rendere palese quello che ha commesso mio nipote. Perché non voglio che la notizia arriva all'orecchio della baronessa Pietrucci, la prossima sposa. E tu, ovviamente, dovrai tacere per non macchiare il nostro blasone. Vostro nipote non fa. Ya sta riparata sta facendo. Ma che riparare? Sono cose di gioventù, bisogna ridere e compatire. Ah sì? E allora sapete che faccio io? Io la risbrugnare tutte le cose tutto quanto. Vaga da promessa sposa, poi in ultimo, vaga a twist, la cina, la foga e mo magna a morsa. E tu antiresti? Non l'avete detto voi. Sono follia di gioventù. Bisogna vivere per compartire. Vedremo di cosa sarà capace. Ora vado al mio decoro a discorrere con un... Vabbè, vedremo di cosa sarà capace. Ma tu gli hai dato l'onore per cavalleria francese, senti un po' che ci do. Ma che succede, frate mio? Dov'è che tutto agitato? Lascio stare, proprio esterno. E hai un'altra sbagliata, non sai che ti tiri la rabbia, proprio... Ricordo chi ti sento? Sono andato sul tribunale e non ho potuto combinare un centesimo. Bravo, Ma tu non è che tenesse qualche cosa ad vendere? Cosa vuoi vendere, Vasco? Ma tu sai, io faccio l'artigiano, io vengo i miei ferri del mestiere. Ma che succede? Vasco, secondo te un martello che era fatto fin d'essere molto fino a mo' si poteva animare e decideva di Sono non mangiare scarrafure, non lo sai. Ma perché che succede? Vasco, appunto, guardi. E mi godenti? Vasco, appunto, guardi. Ma godenti, eh? No, hai Vasco. Ma la buona, ma che fatta che ti sapevo? Si era sperato che non martello speciale. E che sta roba abbandonata che è? Vasco, ma proprio oggi di energetica. Ecco un carte a libri vecchi che me lasciai a rubare Don Ferdinando Sassi. Oh, vedi? E chi è? Era una creatura che sono cresciuto. Chi lo detto qua? Ma recco. Lasciate fuori la porta, fortuna sua, io che ne so, qualche influenza di commiseria. Gli è
lungo sotto una carrozza, muretto sul colpo, proprio che l'immorticatrice, Come mi dispiace. Ma che dite ci stanno lì? è che se pure la lasciai, sì, dicendo che non sa a chi ce l'era consegnato. Si è girato tutto naso, non sto su stare capace di trovare questa persona. Quando là ci stanno pure mannizzi, ci stanno Vabbè. si può osservare proprio perché... E perché non la rapimmo allora? Io volevo leggere, però ero mai prima a scuola. Ma scala è capo, non mi sbaglio. Spiega, ma la leggi, spiega. Mia cara moglie, il ritorno di tua madre e di tuo padre da Biarritz avrebbe perduto per sempre noi due se non fossi fuggito portando con me la nostra bambina. L'ho affidata alle cure del mio comparo Gennaro e sua moglie. Gennaro, ma fussi tu. Le carte del nostro legittimo matrimonio, la fede di nascita della bambina e il testamento che hai fatto in tuo favore le ho messe tutte in un fazzoletto che ho nascosto in un buco dietro la porta della bottega del mio compare Gennaro. Testamento? Gennaro, ma chi sei tu? Rispondimi subito e intanto accetta un abbraccio dal tuo affezionatissimo marito. Tengo un presentimento. Gennaro. Che lo vuoi venuto proprio un getto alla tavola, sai? Come è venuto? E hai detto, che ne faccio, un certo contro la Biarritz, una creatura, che si sarà? Andiamo a bere, spirito. Allora sta. Lascia, non mi scherzavo! Guarda che ci ho trovato! Adesso mai ho visto di leggere, capito? Gennaro, guarda qua! Un certificato di matrimonio! Che È legge! Oscar, legge tu, Un testamento! Guarda il caso, tutto scritto qua, va! Mamma mia! Ma ora vero! Ma stanno facendo così qua? Sogna da Maria, vieni a brecca! Legge qua! Ma sei tutto scemo proprio! Guarda qua! Gennaro! Allora hai capito no che è sta Ma picceretta? che stai facendo un fazzoletto in mano? No, io servo a tutti cazzo mi Ma quando mi lasci? Io ne tengo... Oh, in canno, chi sta lì quale lo suo? Cioè, va! Guarda, un video suo! E chi te ne faccio mettere la tua pezza? Non te ne facciano così? hai capito? Come vritti? Io sto capendo, ma Ma niente ha capito? Il ricco! Vabbè! questo è il ritmo! Maria, che sta in casa? Uè, lasciami tutto qua! Brasile! È il ritmo! Signori e signori, Canterò per voi! signore e signori, la contessina, duchessina Mimma! Gennaro, è tutto a posto! È tutto a posto! Sì, ma quanto documenti l'ho fatto, però? Azienda! Ah! Appena mi sono presentato palazzo, o dunque non mi volevo ricevere. E che bell'inizio! Però, oggi parlato con un nipote, il quale appena mi ha visto, si è buttato ai miei piedi e con la voce rotta dall'emozione e da pianto, ha detto che anche a costo di rimanere povero avrebbe sposato Mimma. Dopodiché ha cacciato un sigario in da sacca e ha detto fumate e per favore fatemi
di farmi far pace con mamma mia. E io? E io guardandolo negli occhi e comprendendo la tempesta che s'agitava. Ma che fatta? Ma ci ho pigliato un sigario e gli ho detto, ti servirò. Ci voleva tanto, ci voleva. Dopodiché, sono arrivato Duca Duchessa. Oh Duca, non era infastidita, ma mi ha mandato a servitù e ha detto, parla. Ah sì, e allora io lo sai che ho fatto? Gli ho raccontato per filo e per segno, tutto fatto segreto del matrimonio della figlia, la nascita della piccerella, il ritrovamento del cardio, ho concluso così dicendo. Quindi, la figlia adottiva di mio fratello non è altro che la vostra legittima nipote. E poi, tu sono fatto giallo, verde, rosso. Sì, e poi mi sei sventolato come ben fatto. E non spaziamo. Insomma, tu sono fatte mille colori e non sapevano più che dire. Un nipote, invece, al colmo della felicità, ha aggiunto, ma allora, casino, se la mia mimma è nobile e ricca, voi potete acconsentire al nostro matrimonio. E io subito gli ho detto, e dovete fare anche presto, perché mio fratello può maritare piccerello con un carne a cuttara, a così mi macchio un platone. Tantendo che ste giornate, mamma mia, o Duca subito ha detto fermatevi e per favore subito andate da Don Gennaro e ditegli che tra poco saremo da lui. Gennaro subito mi sono già presentato per caso. Si stanno bravissimo. E ma non ci resti che aspetto tutto, Chi sta vedendo? Signora, ma la devo da uno! E poi mi fa venire! Benissimo, ti piace stare molto finale? E io vedo come venire! Non sai che l'appuntamento. Vabbè, ma papà la gente. No! Platino, voglio! Ma voglio andare a aspettare che si cai. Mamma mia, le mamme mi toccano il collo. E come li posso accogliere a questo? Ah, ecco, ho capito. Signor Duca, vi prego, pigliatemi una seccia. No, troppo servile, ci vuole più autorità questa gente. Pigliatemi una seccia! No, ancora più autorità ci vuole. Pigliatemi una seccia! Oppure, forse è meglio, pigliatemi una seccia e parlate! Ma va a gripare! Ma chi è? Ma che stai facendo con tutto questi seri? Ha detto pigliatemi una seccia, pigliatemi una seccia, pigliatemi una seccia, non ci pigliate tre.
Ma che male ho fatto per avere un figlio così? Ma che stai facendo con tutto questo steccio? Ma può capire che tengo la fa o no? Ma io tengo fama! Ma te lo voglio a cano, che se ti fa buono sto fatto, io mangiamo e poi... Mangiamo. Ma sì, mangiamo e poi, ma fate voi che tengo la fa! Babbo, no? Ah, papà, Ma che? mi sono messo nella sedia. Vattene! Ma che male ho fatto io! Ah, figlio che ciuscia per la mamma! Oh figlio che ciuscia sempre la mamma! Dunque, gli avete parlato? Sì, ci ho parlato, pigliatemi una sedia. Come? Io prendo la sedia? Oh, signor Duca, ma loro state vallere. Come no? E dove è andato? Ma chi? Mio fratello Gennaro. Adesso verrà. È andato alla trattoria di Giunea presto. 3 piedi di baccalà, una cipolla e un sordo d'oliva. Gentaglia, che cibi ali. Duchessa, casa, da cosa facendo? Farete anche voi lo stesso di Giunea. Cosa intendi? Ah, Duca, qua si sa tutto. Qui vi si educate tutto cose. E poi che fate coppie ricchezze che aspettano a guaglione. Perciò io, vorrei a cui già facendo. Hai capito no? Se no basta vacca e fa qua pipa, ma braccia a cavolo. Insolente, come no? Sapevo, pensiamo al nostro venire. Largo! Arrivano zio Gennaro e zia. Largo! Rosa e Mimma! Caterina e Donna Anselmo! Don Matteo e Donna Sabratella! Ci fanno lo Spostati, ma non senti come puzzi. Ma non benvenuto! Scusate che vi ho fatto attendere, ma sapete, sono andato... Sappiamo. Ora vi prego, per uscire questa gente, ho da parlare. Va bene, se proprio pregato... Carissimi, uscite un attimo, devo parlare. Che rimanga solo l'avvocato mio fratricida. Addio mariti, vado a cenarmi il tuo erenche ovate. Diciamo del primo. Vai, dolce Mariela, mi raccomando, non sfottoliare troppo, che sei già una monticella. Brunissima. Odo! Chi viene tutti là? Avanti! E che mi ha fatto, povero giovane? Signori, il spiritino delle mie stalle. Gennaro, paga tagliare i fili donna salute! Dai, non sgarrare. Papino? A più tardi? A più tardi. Già che sì.
Dunque, quali sono le vostre intenzioni? È semplice. Voi non avete consentito al matrimonio tra vostro nipote e mia figlia Mimma? E allora io la faccio sposare con un carnacuttano. E così il vostro blasone sarà inguacchiato per sempre. Giammai, no! E va bene. Allora fate una cosa. Voi non fate quello che state facendo, fate sposare vostro nipote con mia figlia e quindi questo carnacuttano vedremo di toglierlo di mezzo e voi potrete amministrare le sostanze della bambina con onestà, vero, eh? Con onestà e non succederà nessuno scandalo. Ma come si fa? Ma la parola che abbiamo dato alla baronessina Pietrus, Se intanto se non accettiamo siamo rovinati. non c'è altra strada. Vabbè, avete vinto. Ma facciamo che questo matrimonio resti quasi occulto. Mi raccomando. Non vi preoccupate, lo facciamo a porte chiuse. Andiamo, Facciamo una capanna, siete chiusi. andiamo che se non crepo oggi, non crepo più. Andiamo, cosa? andiamo. E mo sei impazzito, troppo che sto attimo di short, perché la short è una prima carnevale, e il matrimonio e facciamo una festa, dai! Allora va a preparare guaglione! Sì, noi mo prepariamo pure un guardino. E già per tutti quanti! Ma che cosa A fa? te! Che succede? Che succede? Ma lo sta! Chi è? Ma perché? Ma vabbè! Tra poco sarai buona show! e succede? Sta finito coperto, ma proprio chiasteranno Non mi seri, guardate, io vi invito pure alla festa, però voi mi dovete promettere di stare un po' più allegro e sapete che vi do per farvi stare più allegro? Non ci crederete, ma ci dovete
scendere chiaro chiaro. Dammi sari! Oh mastrino! Arrivederci, arrivederci! Oh mastrino! Oh, dare buona prima! Thank you. Grazie. A guardare Marino, si va a fare la sposa. Tu sei sposi, Accucciamone poco meglio, guardate come oggi fatto belli, guarda! Accucciate poco meglio, e che cos'è questa centaglia? No, questi sono gli invitati, sono le persone del quartiere. io non resisto, non resisto. E dove sono gli sposi? Penso che mo arrivano, dovrebbero arrivare. Noi abbiamo già preparato. Andiamo a casa pure, andiamo. Sì, ma Ma come oggi? Ma vieni a allora aspetta colazione che facciamo mo', è tutto dedicato a loro, a voi. Vogliamo di spiegare questo contratto di matrimonio? Dove sono gli sposi? Zitti, che billo, stanno arrivando gli sposi. Come sono bella, lo come sono qui fa firmare scusa. Che felicità! Rispettabile pubblico, è vero, la gioia più grande per un padre è quella di vedere la propria figlia, quella là, che si sposa con un giovane, le cui virtù sono la bontà, l'onestà, la sincerità e al di sopra di tutto l'affadanamento, il nome, i ma al di là di questo, un'altra gioia ancora più grande per me è questa banda di suggelato, è quella di